Buongiorno Italia, il risveglio è quasi poetico con questa brosa, chiamasi anche volgarmente brina, e questo caivo, chiamasi anche volgarmente nebbia, che decorano la mattina di Singano. E di Buongiorno Italia, siamo al giorno dopo. Eravamo rimasti che con Mirko abbiamo fatto i fori per attaccare le prese USB, una qui in entrata e un'altra cacchio figata sopra il letto che cade lì. Ovviamente dovendo mettere oggetti eccetera rischiamo di spaccare tutto, quindi adesso gli mettiamo, vedi, una scatola. Dentro a quella scatola ci sarà anche un pulsante comodo grande per accendere e spegnere la striscia LED, che poi vedrai che figata pazzesca, che andrà sotto il letto. Step 1: procurarsi una scatola. Come si chiamano? Queste sono le normalissime scatolette della, diciamo, Jevis, ditta che fa scatolette per elettricisti ad uso esterno. Questa sarebbe però, quindi se uno va in un negozio, di cosa dice? Una scatoletta ad uso esterno. Ad uso esterno. Questa okay. è usata, ok, però per il tuo va bene lo stesso. Liberiamo tutto. In questo caso, essendo una cosa che ci è venuta in mente all'ultimo, diciamo, di fare mettere la scatola, non siamo andati a prendere la scatola, quindi non abbiamo potuto scegliere le misure. Avevamo la fortuna qua di avere due scatole, però vedi, il pulsante grande più la presina USB assieme non ci stanno, per poco ma non ci stanno. Allora ho detto, al posto del pulsante grande mettiamo questo piccolo pulsantino con la scatola più piccola, quindi avremo una scatola più piccola, il pulsantino piccolino che va benissimo lo stesso e via. Allora vedi, io avevo già tirato fuori un cavo 12 volt, quindi adesso andremo a attaccarci su quello 1288, ok, perfetto, e vediamo come fare per attaccarci due cose, ossia la presa USB e la luce, cosa che io non ho mai fatto. Io attaccavo sempre una cosa alla volta. Roba semplice per attaccare, come dici te, due luci, quello che vuoi. Il negativo è comune per tutti, quindi ti basta un filo, a meno che non hai grossi carichi, però lì allora dimensioni un cavo un po' più grosso, oppure fai una massa aggiuntiva al telaio del camper, però vabbè. Su sto caso qua abbiamo una lucetta LED che non ha un gran consumo e dopo abbiamo una presa USB che di consumo è pochissimo, quindi secondo me, guarda, il classico bianco e rosso che abbiamo qua è più che sufficiente. Quindi fai un negativo per tutti, un rosso per praticamente la nostra presetta qua USB e un altro rosso per l'interruttore che dopo interrompe oppure attacca, diciamo, il segnale al 12 delle lucine che vai ad aggiungere. Semplicissimo. Vuoi essere più sicuro sul positivo, tagli, che secondo me è la roba più giusta da fare, ci metti anche un fusibile e sei a posto. Su sto caso qua questo filo viene direttamente dalla centralina lì e quindi c'è già il suo fusibile, c'è già il suo relè, quindi sei a posto. Andiamo avanti e vediamo di fare meno disastri possibili, ma comunque prima di sera funzionano, fidatevi. E dove per sotto? Te cerchi di ricentrate qua. Ah, ok. Te cerchi di ricentrate qua, te fa il buso, mi tagli un saldo la scatola, te fa il buso, per sotto, okay. per sotto, fa sì. Allora, cerchiamo il centro. Sì. Ok, io ci sono. Vai. Vado? Vai. Alla volta, non sto premendo tanto, beh, premo un po' di più. Ecco, sto iniziando a scalare. Faccio i denti, Sì. Vola, vai. Ora? Vola. Vado? Vai. Andiamo un attimo. Vai. Buono, vai. Ora. Perfetto, bingo. Guarda che roba. Precisione, secondo me niente, ti impari, sì. Adesso già ti impari. Quello è questa. Ah, ok, bene. Quello è il foro dell'USB, adesso facciamo il forellino Di questa. per il micro interruttore. Ottimo. Ok. Aspetta Mirko, ci conviene che, siccome la corrente dove prende è qua, noi mettiamo l'interruttore là? Sì? Ok, sì. È un filo in più da tirare? E sono 1, 2, 3 fili. Ok, perché dopo Da qua tu parti, fai il giro di luce così, sei a posto. Perfetto, e torna. Ottimo. Come linea? Sì. Ecco là, e là ci facciamo l'altro foretto. Buono. Ah, manina con questo? No, solo per fare il segno iniziale, che dopo così non ti scappa il trapano, no? Ah. Fai l'inizio, dopo
attacchi il trapano e già la guida come è fatta, no? Sarebbe da legno, però funziona anche sulla plastica, sì, piano piano va anche sulla plastica. Non sta agitate, beh dopo basta dare un po' di lima. Non posso girare piano perché sennò Siamo nell'officina di Mirko. Allora, siccome la scatola dei cavi elettrici è bassa, noi facciamo una modifica ai cavi che c'erano qui, i cavi di alimentazione, che erano alti, arrivavano fino a qua. Quindi glieli mettiamo, diciamo, storti in modo tale da tenere più basso possibile il tutto e farlo stare dentro alla scatola. Comunque, ragazzo, non mi ricordo, adesso non so neanche se ho il link di queste che ho preso, ma veramente sono una figata unica, veramente. queste purtroppo non ho la pinza classica, non si riesce, quindi bisogna fare dove che come sa sua, beh al limite posso fare Vabbè, se semplice. No, però no. No? No, forse la batteria scarica, come dicevi. È andata. Mirko ha una sfortuna con le batterie in questi giorni che a metà fa basta, gli stanno morendo tutte le batterie. Vabbè, ho capito, a sto punto via, se non va con questa, ragazzi, non lo so. Mamma mia, casa mia, batterie. Ti tengo mi questo? Tieni, va. Dai, guarda, per sicurezza che non abbia mai invertito, No, il meno è sul meno, è giusto. Nero è sul meno e rosso sul più è giusto. Mi mette scotta a fare a fuoco. Qua dai, corrente? No, dove si accendeva da sola. Io No, provo. schicce. No. Ah. Cosa abbiamo cambiato, scusa? No, non va. Uno, l'altro puntare, due. Prova della Madonna, vediamo se il cavo funziona. Mi passi il cavo nero. Questo va, cavo rosso. Stai là, sotto là. Nel mignolo sinistro. Mignolo sinistro. No, stai mega difettosa. No, andava prima. Abbiamo provato questa. Sì, abbiamo provato tutte e due ieri sera. Ah, ok. Quindi va. Morta anche quella, non penso impossibile. Cosa, batteria? No, quelle non possono essere morte. Ma anche se era morta, insomma, per una lucetta di sto coso ma farebbe andare. No? Smontiamo tutto, Stiamo vedendo se i cavi sono attaccati bene, cioè se attaccati bene nel senso se toccano correttamente, però No, uno sembra perfetto. Il tester dice che vanno, però strano. Riapriamo il tutto, vediamo. Sembra a posto. Tocca magari poco, forse. No, ma tocca qua sotto. Oh, dunque, se prima andavi perché adesso non vai. Stiamo provando con altri cavi, ma è assurdo. Prova a schiacciare il bottone. No? Niente. Andava. No, zero proprio, 0. Dal minimo segno di vita. Niente. Mistero della fede. Niente, le abbiamo provate tutte, le abbiamo collegate proprio con tutt'altri cavi nuovi direttamente alle batterie cariche, morta completa. Ieri sera appunto l'abbiamo provata più volte, sia questa che l'altra, e funzionavano. Non hanno preso botte né niente, cioè, vabbè. E quindi intanto ne monteremo solo una, quella all'ingresso, poi farò il reso di questa, ne arriverà un'altra e va bene, dai. Vabbè Italia, quindi per la ricarica USB del letto niente, lasciamo il buco vuoto, ma predisponiamo già i cavi, così poi quando mi arriva l'altro da Amazon io in 2 secondi lo attacco. Adesso iniziamo a capire i collegamenti del pulsantino per attaccarci poi le luci a LED. Questo pulsantino, come vedi, ha 3 contatti, questo perché una volta acceso ti dà la spia, il LED azzurro davanti, quindi il terzo contatto serve per far visualizzare il LED. Esatto. Guarda che bello ragazzo, la striscia la sto mettendo qua sotto che c'è una piccola sfesa, io alzo un po', sto alzando con la testa e questa specie di legnetto e tac tac un po' alla volta la infilo sotto, fa tutto il giro e quel che avanza viene su un po' di qua. Dopo qua ovviamente l'attaccherò col bow stick. E comunque sfesa in italiano è fessura. Fessura? Ah, non c'è italiano sfesa? No.
Dai. Allora io intanto procedo alla siliconatura della striscia LED, quindi per sicurezza vedi dello Scottex per eventuali sbavature di Bostik, il nastro di carta per tenere fermo, diciamo, questo che è il punto di partenza dove poi inizia a essere lasco, e soprattutto una volta gli do il Bostik tengo fermo man mano con tutti questi pezzettini di nastro. Adesso niente, mi metto giù perché procedo con la calma e la pazienza. Niente, non c'è la rima, se va avanti insomma, dai. Vedi, facendo lo scotch l'effetto diciamo tipo scaletta, perché giustamente la striscia ha il suo spessore, gli ho messo anche lo scotch per di qua in modo che mi tenga tirato lo scotch che è stato tirato in verticale, così tutto bello tirato. Adesso io per sicurezza lo lascio attaccato un paio di giorni e dopo si può staccare. Lascia perdere il nastro di carta che ok non è proprio il massimo. Allora qui abbiamo il negativo comune per tutti. Quando ti arriverà il ricambio delle USB qua e già la sua spinetta, attacchi e sei a posto. Qui quando ti arriverà il ricambio, se vuoi adesso te la metto già su, oppure quando vieni qua la prossima volta mettiamo su spinetta e attacchi la USB. Li dividiamo, li mettiamo dentro sta scatolina piano, tranquilli, tanto in teoria non dovrebbe succedere niente. Chiudiamo e qua intanto tu sei a posto. Quando arriverà sistemeremo meglio. Ok Italia, quindi momentaneamente senza cavo USB perché appunto è arrivato, anzi non è che è arrivato difettoso da Amazon, andava e poi si è rotto. Tac, lucetta e là. Bellissima, 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 bellissima. Guarda, arriva fino in fondo, cacchio figata, guarda che bella nascosta qua sotto, è veramente una figata qua sotto. Bellissimo, guarda che roba, tutto il giro, figatissimo. E destino vuole, c'è proprio precisa al centimetro, è finita, incredibile. Adesso procediamo con altre 2 strisce a LED nel letto matrimoniale. Allora ti spiego. Questa striscetta a LED che vedi ha una luce non molto potente e molto calda, quindi è perfetta per andare sotto il binario della tenda, dietro al binario della tenda, in modo che fa un po' di luce di cortesia, no? Per quando devi salire, scendere o comunque anche un po' per l'abitacolo, ma soprattutto poi il letto scende fino a qua, ok? Quindi noi la attacchiamo al regolatore di carica qui, no? Così la luce si accende con questo pulsantino, ok? Il che significa che è perfetta come luce di lettura, cioè una luce gentile, un po' fiocchetta e molto calda. Mentre su quest'altro regolatore ci mettiamo invece la striscia LED, quella completa che va sopra a tutto il letto, dove c'era il fermatende, diciamo. Quindi adesso vediamo di giocare bene con le canaline in modo tale che non si veda fuori neanche un filo e verrà fuori una figata. Adesso vedi. Beh, intanto la proviamo per sicurezza, la riproviamo perché l'avevamo già provata. Tac, perfetto. Forse è troppo poca luce, Mirko, perché non la vedo di là, scusa? Perché è caduta giù di qua. Ah, è caduta giù da te. Ah, ok. Eccola qua tutta... Non vorrei che fosse inutile, prova a appoggiarla dentro. No. Cioè troppo fiocca, no, va bene per la lettura. Sì. Ok, ok. Ok, questa non serve cavarla tutto perché sennò vedremo se potremo anche risparmiare la cavarsi tutta. Ok, ne basta arrivare fin là alla curva. Esatto, e questa tutta perché dobbiamo passare anche questi, giusto? Vergiamo una volta e siamo a posto. Vedete il filo sotto di quanto non... tipo pure come wireless. Wireless. Quindi abbiamo già preparato il cavo per la striscia LED, quella fiocca chiamiamola, quella che va a destra sul regolatore di carica di destra. Se non te l'ho spiegato te lo rispiego, tu mi dirai perché. Perché su questo regolatore di carica, che puoi attaccargli diciamo una qualsiasi cosa che richieda energia, in questo caso luci, questo viene abilitato solo e esclusivamente se premi questo pulsantino, ok? Quindi mi è comodo anche come interruttore. In più questo regolatore di carica, questi regolatori di carica mi sono molto comodi sia col letto chiuso che col letto aperto, perché ci accedo molto facilmente in tutte e due le situazioni. Succede. Tanta schicciatina qui. Mancanza di capicorda da calciare lì, dopo faremo questi, dopo mettiamo lo stesso giretto di nastro, un po' sicurezza. Proviamo, test 3, 2, aspetta, trovo il bottone, 3, 2, 1, tac,
Potenza PlayStation, ok. Vabbè, che dire quanto che consuma, penso. No? 1.2 ampere. Sì, sì. Cacchio. Che fa a me? 1.2 ampere. Spenga, dottore, spenga. Cavolo, così tanto una striscia LED? Le strisce LED che consuma anche molto di più. Ah. Come quello che ti ho fatto vedere ieri sera. Boia culo, non pensavo 1.2 ampere una striscia LED. 1.2, fai 1.2 per circa, facciamo 12. Però vedi, già il fatto che è collegata, spenta, mi consuma 0,1 ampere. Beh, 0,1 ampere è il carico, diciamo, residuo che è in giro, sono tutte le memorie, hai memoria di quello, non so, memoria di qua. Di qualche orologio in giro è 0,1, una sciocchezza con 4 batterie, dai, non la vedi neanche. Buon. Appunto. Ma qua? Allora l'altra scende da qua, qua c'è già il buco, entra qua, passa di qua, okay. Va di qua, okay. Si aggancia a quest'altra canalina qua, perché eccolo qua il cavo, questo qui era il cavo della striscia LED che c'è già su, che io attaccavo a quello col sensore di movimento. Adesso è rimasta attaccata anche la calamita, bisogna che mi invento qualcosa da mettergli per quella cosa lì, perché mi sa che gli ho messo anche il bostic quella roba, quindi non la togli più. Tanto richiudiamo la canalina prima di poter procedere con il percorso, così facciamo le cose con ordine e i cavi non scappano e non si intralciano. Facciamo un'altra uscita per la canalina perché adesso ci sono troppi cavi e la canalina non si chiude. Non quindi... è che ci sono troppi cavi, il problema è che devono stare al suo posto, altrimenti ti spingono fuori questa. Gli altri, sì. Problema tecnico, anzi più che tecnico, logistico. Problema logistico, e noi la logistica la risolviamo con la forbice. Tac, ecco. Ok. Bene, seconda la canalina chiusa. Questa chiudiamo già dopo che andiamo su da là. Dopo questa invece andiamo qua. Se possiamo fare così, secondo me. Tiriamo fuori. Giro dentro, beh sì, se ci sta. No, attacchiamo questa, quel che avanza, e tiriamo. Attacchiamo l'inizio di questa. L'inizio di questa deve partire proprio all'inizio della tendina piccolina. Esatto. E dopo con molta pazienza, al biadesivo sotto, ma con molta pazienza io la passo perché non è sempre piatto, c'è una parte che dopo si inclina, vabbè, insomma, adesso vediamo e speriamo. Bene Italia, per carità non è notte, è pomeriggio, però voglio fare adesso comunque la prova. Tac, carina, perfetta, come luce di cortesia. Sì. Probabilmente secondo me riesco anche a leggere con questa qua. Sì, poi vabbè c'è anche quella grande sopra, però una molto fioca e calda la desideravo per leggere. Quindi questa qua, sì, cazzo figata, però guarda che bell'effetto che fa da Drio a coso, e che qua adesso la tenda da sistemare, è bello, tanto figo cazzo. Ah, manca per guidare, vedi? Biglietto dell'autostrada. Sì, serie da provare di notte, adesso c'è ancora troppa luce. Poi dopo riproviamo. Eccoci, siamo arrivati al punto, adesso abbiamo tirato giù il letto, stiamo collegando la striscia LED che già era presente, no? Io ho la sorella gemella, gliela saldiamo in modo tale che arrivi fino alla fine e resta dentro questo binario che era un binario per le tende, no? Vedi, guarda, ci cade al millimetro proprio, perfetta. Non è perché non voglio metterti un faston, diciamo, come prima, te lo metto perché magari, non so, un giorno dici voglio montarmi un ventilatore, qualcosa, no? Sempre sotto quel bottone lì, interruttore, scusa, no, bottone, interruttore, e quindi sì, ti accendi le luci, ma anche volendo ti puoi accendere anche il ventilatorino, oppure quello che tu vuoi, oppure una ipotetica TV, qualcosa, insomma, vuoi aggiungere un'altra carica, insomma, si può fare tutto quello che si vuole, quindi cacchio figata. Facciamo già predisposizione. Allora, primo test con solo metà striscia LED. 3, 2, 1. Boia, sì, fa giorno, perfetta. Eccellente. Sì, no, ci sta. Più sicuro con l'altro. Ne vuoi un'altra metà? Sì, anche perché fa bello più che altro vedere, sì, poi. Fa tutto. Sì. Avrai, penso, altri. Quasi. Quanto ciuccia questa? Questa? Aspetta, non vedo perché adesso ho gli occhi sparaflesciati, allora. Vedo tutto celeste, non vedo più. Sotto, fra un po' gira. Cioè 6 a 1 ampere 17 secondo me. 1,17?
Sì. Adesso vedo, dal monitorino della GoPro vedo. 12,6. Adesso vediamo quando gira, dai, gira. In teoria lo possiamo far girare 4 ampere. 4 ampere. Ma no, c'è qualcosa che non va. Oh no, Sicuro? 4 ampere? ha fame sta signora, 50 watt. Minchia. Meglio che ci limitiamo a questa. No, mettiamo anche l'altra. Vabbè dai, ok, perfetto. Però, boia. Ha fame. Quindi 8 ampere, due strisce attaccate? Penso che sia 20, penso che sia quella da 22-25 al metro. Ma è strano perché questa è quella che va nel piccio, quello col sensore di movimento, come si dice, ha una piccola batteria ricaricabile, insomma ti dura abbastanza, quindi strano. Non penso che sto qua dica una bugia, Boh, su sta roba mi fa molto strano, 4 ampere, è esageratissimo una striscetta LED così. Però se non hai altri carichi in giro, quello è il carico. Ma se è 50 watt, perché ha fame. Boh. Ripeto, mi sembra impossibile sta roba. No, cioè, tanto consumo che abbiamo visto. Cacchio. Vabbè che te anche qui è accesa, però. Sì. Ah, dici che faccia una somma Può essere. di tutto quello che sta consumando? Perché 4 ampere sono tantissimi. 4 ampere fai 4 per 12, sono 48 watt. Lei diceva circa 50 watt. Quindi cioè, conti torna. no, non hai tanto. Nel mentre stavamo facendo il test, ha acceso il frigo da qualche parte. No, perché il frigo è a gas. Ah, sei a gas? Scusami. La fermo a gas. Contemporaneamente stiamo vedendo dentro all'armadio di Singano di collegargli sta lucetta direttamente al 12 volt con un sensore calamitato che rileva quando la porta si apre o si chiude. Quindi quando la porta si apre la luce si accende e quando la porta si chiude la luce si spegne, senza più utilizzare sti pizzetti qua che sono ogni volta da ricaricare. Chi era il negativo, chi era il positivo adesso? Questo qua non abbiamo ancora messo, no? Allora vedi la plastichina celestina che c'è sotto è una guaina termorestringente. Diciamo che quella con un accendino, dopo vedrai, si restringe e isola completamente i collegamenti dei cavi. Esatto. Eccole là, vedi? La diavoleria che ha in mano Mirko è quel sensore calamitato che serve per accendere e spegnere la luce quando viene in contatto con l'altro pezzo, quindi eccezionale per tipo cassetti, porte, armadi e quelle cosine là. E noi adesso lo mettiamo nell'armadione, quello dei vestiti, quello grande. Sensori d'antifurto, niente di particolare. Sensori calamitati d'antifurto. Figata. Ruspa. Ora abbiamo tagliato il cavo della striscia LED che era collegata al sensore di movimento, quello ricaricabile, e lo colleghiamo a quella calamita, diciamo sensore, quella che si usa per gli allarmi, in modo tale che riceve corrente da quella. Esatto. Adesso cos'è che stai facendo? Cos'è che stai collegando? Allora adesso colleghiamo le masse, diciamo, massa in comune, quella che ti dà il negativo. E dopo il test riguardo bene il sensore, qual è quello che mi serve, dopo te lo collego, dopo vediamo o va. Esattamente questa bella stacchettina, come ti dicevi te. Non c'è acceso questo. Il nastro. Cioè vedi tipo io di tutta questa unione di cavi e non ci capisco niente. Diciamola così. Italia, colpa mia. Allora, come molti sanno, io ho metà impianto a 24 volt, metà impianto a 12 volt, il tutto poi viene ritrasformato dall'inverter a 12 volt, ok? Il pannellino di sinistra, quello che carica di più, è il regolatore di carica di sinistra, volevo dire. Il regolatore di carica di sinistra, che è quello che carica di più, è quello a 24 volt. Lì ci abbiamo attaccato la striscia LED a 12, difatti faceva una luce pazzesca. A un certo punto è iniziato a fumare, allora abbiamo tagliato il pezzo bruciato, abbiamo riacceso di nuovo e anche lì iniziavano a partire le lampadine e Mirko mi fa: ma non è che per caso è a 24 volt? Ho detto: ah sì, è vero, è a 24 volt. Risultato eccolo qua. Mamma mia, Resistenze bruciate. porca miseria, adesso siamo fortunati che c'è una striscia LED a 24 volt o così mettiamo quello. Te la do io, va. Miseriazza. No, almeno è 24, se non è 24, 16-18 ci va lo stesso. Cioè, Ti dici domani... che non c'è per fuoco? Anche qui?
No, se 24 è 24, 24 va fino a 27-28 volte. Ah, ok. No, ma tu dici la striscia è a 24. Sì. Ah, ok. Se anche ok. la fai andare magari a 12 va lo stesso. Ah, Cioè, ok, metà ok, magari ok. ma va lo stesso. Ottimo, Oh, ottimo. non si accende. Ma Alcune no, non si accendono. e oggi tutta una, tutta una. Sì, abbiamo cominciato da questo. Poi cazzo che è partito quello E siamo USB. finiti con l'altro, con Sì, questo. io anche a parlarne tanto bene, cioè, vabbè, le solite cinesate, cioè la serie che se funziona bene. Aspetta, e le ventole dove le vuoi E lasciare? le ventole, anche quelle difettose dal principio, difatti ti ho detto quelli che mi hanno montato il frigo hanno detto boh non vanno e effettivamente, effettivamente non vanno. Vabbè dai, per fortuna è tutta roba presa su Amazon quindi si fa il reso, però accidentaccio a loro. Ci resta solo una cosa. Ah sì, da capire. No, andare al santo a mettere un cero. Ah, ecco sì, andare al santo a mettere un cielo. No, ma anche lì non riuscivamo a fare andare, forse perché il camper ha i cavi invertiti, la lucetta lì. Perché funziona la striscia LED, funziona la luce della doccia, che è quella dove ci stiamo attaccando, funziona tutto, ma una volta collegati i fili con il sensore, diciamo quello che rileva se la porta è aperta o chiusa, non funziona. Secondo me, conoscendo Pulmin, è già successo che in qualche parte puoi trovare dei cavi invertiti. Mi è successo anche sulle luci di posizione fuori e quindi probabilmente è quello, però vediamo domani. Eccolo. Oh, baby, understand.